Bene, eccoci qua. Ormai mancano poche ore al Natale, ultime ore di acquisti di regali. Qua abbiamo un appuntamento tradizionale, annuale, col Pacco del Sorriso e con Walter Basso. Buongiorno a voi. Scrittore, umorista, quest'anno oltre che Pacco, questo è un baule perché veramente c'è tanta... Paccone, un bel pacco. Un paccone che poi sembra, voglio dire, quando parliamo di Pacco del Sorriso c'è sempre un doppio senso che non si capisce mai se è un pacco vero o se è un tirare un pacco. No, questo lo pensi tu, è un pacco vero. Questo è un pacco vero. E allora in questo pacco non può mancare ovviamente il calendario 2018. Insomma, Sì. come difendersi dai Mona? E sicuramente immagino che molti hanno detto ti sei guardato allo specchio. Questo è chiaro, ma ho fatto anche un'altra riflessione. Io ho detto che se adesso si parla molto di intelligenza artificiale, giusto? Sì. E quindi io ho detto, però se vogliono riprodurre l'uomo, come nella sua essenza, ogni 10 robot che producono devo farne almeno 3 di Mona, per rispecchiare veramente com'è la società attuale, insomma, è giusto? E quindi è il momento giusto di pubblicare il calendario sul Mona. Questo è l'unico calendario al mondo senza succarosontà, senza grassi, senza glutine, senza olio de Parma, senza carboidrati e senza buonsenso. Soprattutto l'ultimo, vero? Soprattutto l'ultimo. Adesso è di moda, qualunque prodotto che compri per mangiare è sempre senza qualcosa. Non è che ti dico dentro c'è questo, no, non c'è questo. È vero questo. Allora, siamo qua che aspettiamo che almeno il Parlamento facciano finalmente anche loro un Parlamento senza ladri, che sarebbe una buona cosa. Sarebbe una buona cosa. E insomma, dentro però non è senza le pagine, ci sono tutte, questa è la pagina di gennaio e così via. Quanti mesi? 12? 12 mesi, neanche giorni in più quest'anno abbiamo messo, dobbiamo stare ligi al dovere, abbiamo fatto un calendario perfetto. Poi c'è come riconoscerli i Mona, cioè gli stupidi, insomma in dialetto, le tecniche di difesa, come lo traduciamo in italiano? Mona? Tecniche di tonto. Difesa. Non ha una traduzione proprio con una parola sola, è difficile definirla, solo il Veneto sa cosa vuol dire essere Mona. Perché Mona non è che è una persona tonta o stupido o ignorante, anche un professore universitario, anche un giornalista così presenti può essere Mona, quindi è difficile. Poi anch'io mi posso guardare allo specchio. Tu no, proprio la tipica faccia da Mona, faccio un esempio, vediamo, dico un nome così. Non offendiamo nessuno però, No, non offendiamo nessuno, volevo dire un politico, ma bottiglione un po', diciamo, c'ha un po' la faccia che uno guarda e dice, però diciamo così in generale, è scherzoso, dai. Però la faccia da Mona c'era solo l'uomo c'era la faccia da Mona, la donna può essere in dialetto veneto oca, sema, per dire una caratteristica, ma mai faccia da Mona la donna non c'era mai, forse è un forma di rispetto, non lo so. Allora, questo è il calendario, poi abbiamo Loco, altra tradizione. 15° anno quest'anno. Questo è l'agenda, l'annuario. Diciamo che l'annuario è una scusa per buttarci dentro di tutto. Per buttarci dentro ironia. Un po' di satira, soprattutto satira, perché sai, diciamo che col suo predecessore... Dal Mona a Loco. Da Mona a Loco. Loco perché? Perché tanti chiedono, ma perché gli hai messo il nome Loco? Perché Loco notoriamente è un animale molto ingordo, che mangia di tutto, che si ingolfa di tutto, tante volte viene anche ingolfato addirittura perché cresca. E quindi ho fatto il paragone con un libercolo che esce a fine anno dove dentro c'è di tutto, senza alcun criterio. Un mese una cosa, un mese l'altra, un ammasso di fesserie, di monate. Allora, il gennaio, il calendario è senza buonsenso, l'annuario è senza ordine. Senza ordine, quindi diciamo che vado molto bene perché non devo programmare le cose. E comunque il risultato poi è in linea col periodo in cui è tutto senza qualche cosa, senza buonsenso, senza ordine, anche senza criterio. Anche quel libro là è senza buonsenso, però diciamo che si cerca sempre comunque di fare un po' di satira senza mai andare nel pesante sulla situazione politica e in generale ricercare fatti particolari. Poi quest'anno e l'anno scorso mi sono molto divertito con l'arte moderna, perché ci sono quelle cose che, sarà che io non sono molto dotato e molto preparato in arte moderna, ma vedo le cose che per me sono schifezze, cose genere, oppure cose ridicole, le inserisco là e ci faccio gli articolini. Sì, ma sull'arte moderna se ne sono sentite di tutti i colori, cioè gente che ha distrutto vere e proprie opere d'arte convinta che invece fosse spazzatura, le ha spostate. Comunque adesso c'è stata una signora, leggevo in un articolo, che un giorno è entrata in un museo a fare le pulizie
e ha visto un catino con dentro della polvere che sembravano i calcinacci, cose del genere, e lei l'ha preso, l'ha buttato fuori per la finestra. Sì, ne ho sentito anch'io di cos'è. In realtà era un'opera d'arte dal titolo Quando fuori piove, e c'era il catino che raccoglieva l'acqua che doveva scendere. E la signora si è beccata anche una denuncia e sembrava dovesse pagare migliaia e migliaia di dollari per il danneggiamento di un'opera d'arte. Poi loco, insomma, se togliamo l'apostrofo diventa spagnolo, loco vuol dire Sì, pazzo. pazzo, esatto. Quindi Ma ci stiamo. Quello non l'ho pensato, è una bella idea, mi hai dato un suggerimento per dire il titolo quando non so cosa dire. Allora, ma nel pacco del sorriso non ci sono solo monae, rimanendo in tono, ci sono anche cose insomma, più serie. Questa è realizzata da Walter Basso, ma sono cartoline di una volta, de come ierimo un tempo, Esatto. letto da un non veneto, chiedo scusa. Esatto. Comunque questo diciamo, è un libro che è nato non con la casa editrice Scantabauchi, ma con l'editoriale Programma, che è una casa editrice di Treviso a livello nazionale. È nato da una collaborazione importante, perché io ho usato soprattutto i testi, ho fatto le ricerche storiche, praticamente ci sono le cartoline dal 1890 al 1980-90, quando un po' il giro delle cartoline ha perso molta consistenza con l'uso dell'email, dei telefonini, tutte queste cose, però ho avuto una grande collaborazione di un collezionista del Campo San Piero che voglio ringraziare, che è Alberto Cherubin, tra l'altro un signore che colleziona tutto quello che fa cultura, di cartaceo, quindi c'ha di tutto, documenti, e abbiamo ricavato insieme anche con una signora di Rovigo, di cui adesso al momento mi sfugge, una signora di Rovigo che ha collaborato un po' per Rovigo, che è stato molto importante anche quello. E è nato questo libro che è molto bello, che consiglio ai lettori, perché ci sono cartoline veramente straordinarie del fine 800. E sono dedicate a tanti comuni del Veneto. A tutte le province venete, e per ogni provincia sono state scelte 4-5 paesi, scelti così arbitrariamente, non con delle motivazioni particolari. E quindi con delle note riguardanti il comune. Sono delle note storiche, molto poche. Vedere anche se un vocabolarietto finale e molte cartoline anche in bianco e nero che sono proprio veramente storiche, veramente introvabili. Ecco così. Ecco, questo è Cartoline di una volta. Sì, Mari, se mi permetti, così intanto ti dico anche a chi ringraziare, che Silvia Fiocchi, che è una collaboratrice del negozio Cose di altri tempi da Rovigo, che è giusto ricordarla. Allora, poi Teresina batte un po'. Nel Pacco del Sorriso c'è anche questo libro del Maestron, che è stato nostro ospite, la Ieracussì. Posso bere un attimo, scusami? Sì. Tanto la telecamera resta su di me, così non facciamo pubblicità occulta. No, dicevo, è il Maestron, la Ieracussì, dedicato al tempo di una volta. Tutto umoristico, diciamo, divertente. Poi abbiamo, a proposito di umorismo e divertissement, i papilli di laurea. Lode ai papilli di laurea, un libro particolare scritto diciamo da Valentino Villanova e Come Disegni, che è un valente disegnatore, e Fredda Dalla Rosa, che è stato il disegnatore di Bruno Vespa fino a poco tempo fa, e in più è del gruppo Beppi Maria Show, l'autore dei testi e uno dei cabarettisti. Qua invece sono riportati alcuni papilli di laurea. È anche segnato un po' come farli, come nasce un papiro soprattutto, e la storia un po' della goliardia padovana in particolare, quindi molto particolare. C'è un capitolo dedicato alla lettura del papiro. Del papiro, sì. Probabilmente dall'alto in basso, e poi man mano ci sono le sorprese. E da sinistra a destra anche. E sul Maestro diciamo che è molto simpatico, un libro umoristico tutto in dialetto, un po' sulle falsariga dei miei, molto simpatico. Anche un po' godereccio, dai. Godereccio, ecco. E allora qua invece rimaniamo su una cosa, mi pare, seria. Carlo Toniato, Viva la campagna, storie di amicizia. Storie di amicizia. Carlo Toniato è un autore di Campo San Piero, nativo di Loreggia, molto bravo come un giornalista, tra l'altro è responsabile per il Campo Sampierese degli uffici cultura in linea di massima, e scrive molto bene. Ci sono 4 racconti brevi, tutti collegati dal fattore amicizia, e un racconto, un giallo, sempre ambientato nella campagna veneta, molto particolare, in cui sfido qualunque lettore a capirci qualcosa. Ma cos'è un giallo? Alla fine, lui ha ambientato una storia di un giallo nella campagna veneta, in un futuro un po' più avanti, per immaginare come sarà la campagna veneta fra una ventina d'anni, e anche qui c'è il racconto parla dell'amicizia tra 2 personaggi.
È un libro molto bello che viene presentato in giro nella zona, così che sta avendo un ottimo successo. Allora, Carlo Toniato, viva la campagna. E concludiamo con Renato Cagnin, che è stato Renato anche lui il nostro Cagnin. ospite, a proposito di territorio, anche qua mi pare si parla di un paese, no? Questo è un altro Vista bravo- con gelosie. Vista con gelosie è un romanzo giallo, anche questo, un thriller, però sempre ambientato nella campagna veneta, in un paese immaginario che comunque rispecchia proprio i nostri paesi, scritto molto bene, perché Cagnin scrive molto molto bene, molto anche divertente, perché quindi si va avanti aspettando di scoprire non l'assassino, perché non si tratta di un assassino, ma la trama è coinvolgente perché c'è un po' di ironia dentro, di sana ironia, in italiano comunque, ma molto molto divertente. Quindi sono libri che si possono trovare sia presso la mia casa editrice, le edizioni Scantabauchi, oppure anche via internet, perché sono tutti inseriti nel catalogo degli editori italiani. E tutto insieme fa il pacco del sorriso. Sì, tutto insieme. Il baule del sorriso quest'anno. Il baule del Il sorriso. baule del sorriso, poi chiaramente ognuno può scegliere quello che vuole, Vabbè, vai avanti, come fai tutte le vari cose. libercoli, ecco, diciamo. Quindi. Grazie a Walter Basso, lo ricordiamo, scrittore umorista, ormai Grazie. noto volto televisivo di Striscia la Notizia, come ogni anno qua per darci il buon Natale e talvolta anche il buon Certo, anno, quest'anno anche. soprattutto il buon Natale con il pacco del sorriso. Buon Grazie lavoro, a te, auguri. e grazie a tutti voi e auguri a tutti i tuoi telespettatori. Grazie. Grazie e buon Natale a tutti. Bene, direi sì.